11 maggio alla serata finale di Talenti Emergenti c'è anche l'assessore alla cultura di Pomigliano d'Arco, Franca Trotta. Buonasera Franca. Buonasera, grazie per questo piacevolissimo invito. Una domanda che vogliamo farle è quale pensa che sia la qualità di cui ha bisogno una persona, ma anche lei in prima persona, per poter far emergere il proprio talento? Bisogna crederci, non demordere mai, avere un po' più di fiducia in se stessa. Il talento lo devono riconoscere gli altri, non bisogna dire io penso di valere, devono essere gli altri a vedere e a far uscire fuori quelle che sono le qualità. Quindi se un ragazzo ci crede deve andare avanti come un carro armato, non guardare in faccia a nessuno per raggiungere l'obiettivo. E invece cosa si aspetta da questa serata? Sicuramente credo che sia qualcosa di inaspettato per me e di nuovo. Penso che anche questo saranno ragazzi che si saranno impegnati, perché per esibirsi, per stare qui questa sera significa che credono nel loro talento e quindi aspettano che gli altri riconoscano le loro qualità. Per cui mi aspetto qualcosa di positivo, di vedere qualcosa di bello. Noi la ringraziamo, le auguriamo buona fortuna per questa sera e un saluto agli amici di Street News. Grazie a voi e una buona serata a tutti. Grazie.